La muscia è nata giusta, ha fatto un po' arrabbiare, mi ha fatto correre perché si offendeva del mus, e allora scappava via. Ah, il mus gli rompeva le Sì, scatole. sì, sì. Brutto, Dopo cattivo. spostarsi, ho fatto un po' fatica perché andava a destra e a sinistra. Eh, perché dopo quando sono grandi non te li sciapi più. Allora quando di piccoli te li abitui così con un po' di pane, di piccoli dopo vengono, te li carezzi e quando vuoi caricarle e portarle via te lo chiami e te vieni. Ci riesci a mettere la capizza, te la porti. Questo qua gli diamo nome Irina. Irina? Sì. No, Irina è un bel nome per una musa. Sì, ma guarda che c'è un nome Irina, Irina. ci ti guardi anche sul telefonino, no? Irina Loghi è una cantante in Romania, pastore, ho cominciato nel 2000, no? 2000. Ho fatto pastore con Banzato 3 anni e mezzo, dopo sono venuto con voi, adesso sono 11-12 anni con voi, ho fatto 10 anni di piastralista, ho fatto, ho iniziato Poi la mamma? 15 anni così. A 12 anni già mungiamo le pecore, ma andavo fuori da scuola, era un po'. Scappavo dalla scuola, non mi piaceva tanto, allora. E dopo non ho fatto 10 anni della scuola, ho fatto 8. Però mi arrangio, lo so leggere, scrivere, non sono proprio. Non ho la patente, però con lì ho di motorino, basta. Ma adesso non mi serve più. A Romania avevamo carrozza a cavallo, si lavorava così. No, Dittatura. noi in campagna. In campagna si viveva meglio con il Ceausescu quando era il Ceausescu. Quando Quando c'era era. Ceausescu. Si viveva meglio perché andavi a rubare, hai capito? E andavi a prendere il mais là, andava là uno a mettere tre, mi portava una bottiglia di vino là, mi lasciava all'orzo. Con Ceausescu avevate Avevamo la carrozza a cavallo e di notte andavo a caricare in sacchi e portavo a casa. Basta. Tutto razionato. razionato, anche se andavi a prendere il pane là, ti devi andare con una carta che ti prendevi un bigliettino così, te lo lasciavi là ed era contato. Basta. Ho fatto pastore militare, però ho fatto militare, ho fatto 4 mesi che mi ha abituato a sparare, ciclo di istruzione come. E dopo 4 mesi mi chiede comandante chi lo sa fare pastore. Io primo, io, chi sa mulgere, io, se da fare pastore ho portato anche maiale a casa. A un anno ho cresciuto maiale là, l'ho portato in quintale e mezzo a casa, sono passato col traghetto con mia cognata con la jeep con il rimorchio, carichiamo maiale e via. L'ho portato a casa, ho fatto anche i soldi che teniamo in parte. Era così là. Era così. Una volta si sapeva vivere, però senza fare galera, senza fare, non rubare della gente in casa. Ero onesto con quello. Ma dello Stato, via via. In casa mai dall'uno, mai rubare perché non va bene. Però se ti serve 100 euro chiedilo. Allora, quando sono venuto in Italia, ho pascolato con Banzato, ho pascolato Piancavallo, tramonti di sopra, tramonti di sotto, col Banzato, anche sotto, anche sopra, Piancavallo e dopo ce ne aveva gli altri malghe non mi ricordo tanto, che le cambiamo, col Banzato. E dopo col Banzato a Tramonte ne ha fulminati 65 pecore, è arrivati i veterinari, tutto quanto a controllato. Lui non ha voluto venire perché era pericoloso e sono andato solo a me a tirare orecchini.
e dopo li hanno lasciati là, li ha mangiati i grifoni. È così. Dopo quando ho cambiato padrone, avevamo l'amorosa, sono andato a casa, sono sposato, e dopo ho cominciato a fare piastrellista perché la moglie non possiamo portarla all'avanzato, non era a posto e via andare. E dopo ho fatto piastrellista, sono separato e dopo sono arrivato qua con capo. Un altro pastore, cambiato pastore. Boh. Sono stato con voi 2 anni e dopo ho cambiato un altro pastore. E qua ho 12 anni qua. Ho fatto un pre-maggiori quando 5 anni. Allora, 5 anni, pre-maggiore. E dopo Cortina 2 anni, no? 5 anni col prodotto. E dopo cavo buscata. Dura ne dura, però ti fai più tanto tempo là. Dopo il posto lo sai, ti li lasci andare, mai. Anche se anche lì pericoloso per fulmini, preso un fulmine che quante ne era? 50? Però ho preso paura perché là non era anche un riparo, ho trovato una roccia e le pecore gli scappati sotto una pianta e lì li ha fulminati e anche un cane bianco che lo sentì il cane schiau schiau e mi sono scappato sotto la roccia per salvarmi. E così. Passione di fare pastore, occhio di piccolo e mi ho imparato tante cose quando ero in Romania, mungiavo le pecore, allora prendiamo dei paesi, no? 5 di te, 10 dall'uno, 10 dall'uno. Allora quando mungiamo c'aveva segno sul grecio, allora capivi, questo ha 10, quando questo ha 5 e quando che andava via a ottobre a casa, che li portava in stalla, allora mi sapevo tutti, questi sono di Caterina, questi sono di Giovanni, questi sono di Dorel, questi... Allora era così. Allora ho imparato tante cose là con Vecchio. Questi qua li conosco tutti, anche quando partorisci una, se non lo trovo là, giro tutto il giorno, lo trovo subito, e guardo là, lo trovo. Quando uno sta male, la pietra cambia la faccia e ti vedi subito che cambia pelo, se ha pelo dritto. Allora te lo guardi, ti vedi che una non mangia, là vai a dare un'occhiata, allora te lo vedi subito. Allora magari vuoi salvarla, dai un po' orecchia, boh, gli viene un po' di sangue, allora te la salvi. Lì c'eravamo con i cavalli, allora ho finito la stagione là con le pecore, allora portiamo la merda delle stalle, puliamo le stalle, no? Allora era un fango là, sono andato con la carrozza in fango, la cavalla ha rotta la catena, era una cavalla appena comparata, era un po' che scalciava, esagerava col culo e mi ha rotto il naso, denti giù lì, tutto. Ho avuto, di lì ho persi i denti. Boh, sono stato fortunato perché ero rotto qua, mi è cucito anche bene. Boh, è così, basta. Quando li chiudo la sera, prima mi sistemo il can, mi lego tutto, mi accendo la stufa dopo, prima non vado in rimorchio fino a non mi sistemo tutto. Guardo, tutto dal bestia c'è a posto. Anche se piove, se non piove. Devi guardare, dopo quando vado in rimorchio mi faccio di mangiare, mi sistemo tutto. Boh. La mattina quando mi sveglio, prima guardo là, mi faccio caffè,
dopo vado dentro, guardo quello che ha partorito, li segni, dopo mi mollo i cani, sistemo i cani, se ha partorito li segni, come vedete i segni qua, e basta. E dopo parto, quando è a posto, 7 mesi, 8, mollo le pecore e via andare. Ma no, ho cominciato perché ne avevamo un vecchio, dopo noi eravamo 6 fratelli, no? 7 perché uno è morto, maschio anche. Si chiamava, era anche battezzato Giovanni. Ricordo perché mio padre beveva tanto, ma tanto, dopo mia mamma lo picchiava e era un po' pericoloso mio padre. Allora ho visto così di piccolo, dico, boh, aiuto mia mamma, siamo 7 qua, aiuto, vado a lavorare, porto a casa un pezzo di formaggio, un pezzo di ricotta, un po' di quello, abbiamo le vacche, i cavalli, devi andare con la vacca a pascolarla così con la catena per le strade. Eh. Per fortuna che avevamo le vacche perché mangiavi il latte. Mia mamma faceva tutti i giorni una polenta così perché il pane era poco. Ma quando erano piccoli, tutti i giorni polenta. Polenta, latte, mamma lì. Ora aveva una ciotola così, 10 kg al colpo. Guarda che erano 7 più mio padre e lei erano 9. E dopo c'era Ceausescu, fatti i bambini, mia mamma ha fatto. Mio padre lavorava a Galatia sul Mar Nero, sulle navi, caricatore. Portava a casa, quando veniva una volta a settimana, veniva carico come il mus, deve andare a prenderla dove passava la macchina, deve andare a prendere le borse, aiutarla a portarle a casa, noi bambini. È stato un po' dura, però dopo era bello, ti piaceva là, troppo ti andavi là con le femmine, con le vacche, ti trovavi, era pieno di bambini. Adesso è un schifo qua, perché non ne hai anche qua, anche là, perché non ti trovi, sta diventando un mondo che non è come una volta.